Cari amici, un'altra stagione si chiude, una stagione dal punto di vista televisivo, fra qualche giorno si chiude. Ebbene, i due Marò che vedete alle mie spalle, contrariamente alla poverina, alla sudanese che è stata liberata grazie alla pressione costante, non dell'Italia, no, del resto del mondo, è stata liberata e ovviamente la siamo andati a prendere noi con l'aereo con scritto Repubblica Italiana e ovviamente c'erano ad attenderla le televisioni di tutto il mondo che hanno ripreso Repubblica Italiana mentre scendeva dalle scalette dell'aereo, mentre il sottosegretario portava in braccio l'altro bambino. Sì, bisognava che in tutto il mondo ci fosse scritto la cristiana sequestrata, imprigionata in Sudan e un membro del governo italiano, come se fosse merito nostro. Ha ragione Crozza, siamo il paese delle meraviglie. Sì. Siamo il paese delle meraviglie in cui ci inventiamo tutto e niente, a seconda di quello che serve. E dei Marò? Dei Marò non ne parla nessuno. Dei Marò non ne parla nessuno e se qualcuno ne vuole parlare gli si dice no, non è il momento, bisogna tacere per non rovinare le trattative. Trattative? Come? Anche qui trattative? Eh sì, perché l'Italia è una repubblica fondata sulla trattativa. Quella Costituzione che noi tutti quanti conosciamo e che amiamo perché così ci è stato insegnato, è stata fatta sulle trattative. Non so se vi ronza in testa niente con questo termine. Bene, trattative per i Marò. Non ce ne sono? È ora di finirla. Questi due stanno lì per aver fatto il loro dovere, per aver protetto le linee di navigazione internazionali per l'interesse di tutti, non soltanto italiano. E invece adesso stanno lì perché nessuno dei suoi superiori ha avuto mai il coraggio di dire mea culpa, ho dato un ordine sbagliato. No, loro sono comodamente seduti in poltrona sul tapis roulant in salita e hanno fatto una bella carriera e continuano a farla. E questi due stanno ancora in India, lontani dalle famiglie? Propongo uno scambio, ministro Pinotti. Mandiamo lì un paio di generali e un paio di ammiragli, magari di quelli che hanno firmato quell'assurdo protocollo e liberiamo i due Marò. Ecco, forse sarebbe l'inizio di un risveglio, di un risorgimento di dignità e onore per noi e per voi.